Il conflitto tra Russia e Ucraina continua a intensificarsi con nuovi attacchi e controffensive da entrambe le parti. Le forze ucraine hanno lanciato operazioni militari nella regione russa di Belgorod, colpendo posti di blocco a Nekoteivka e Shebekino con circa 500 soldati coinvolti. Questi attacchi seguono una serie di raid russi su diverse regioni dell'Ucraina che hanno causato almeno 4 morti e 16 feriti. Vladimir Zelensky ha annunciato che gli F-16 forniti dall'Occidente sono stati utilizzati per abbattere missili e droni russi. Il presidente ucraino ha inoltre rivelato che l'Ucraina ha effettuato con successo il primo test del suo missile basilistico, anche se i dettagli sono stati mantenuti riservati. Parallelamente la tensione cresce nella regione russa di Bryansk, dove un attacco ucraino con droni kamikaze ha ferito 3 persone, tra cui il capo del distretto municipale di Starodub. In risposta agli attacchi ucraini, la Russia ha intensificato le sue operazioni militari nel Donbass, rivendicando la conquista di un villaggio vicino a Pokrovsk. Sul fronte diplomatico, Zelensky ha dichiarato che i colloqui di pace con Vladimir Putin sarebbero attualmente privi di significato, poiché Mosca non sembra intenzionata a porre fine alla guerra con mezzi diplomatici. Tuttavia, Zelensky ha annunciato l'intenzione di presentare un piano di pace ai candidati alla presidenza degli Stati Uniti, tra cui Kamala Harris e Donald Trump, oltre che al presidente Biden. Intanto il direttore generale dell'AEA ha avvertito del rischio di un incidente nucleare nella regione Kirsk, dove si trova una centrale nucleare russa, a causa degli scontri in corso. Nonostante le tensioni, Zelensky ha sottolineato che la guerra finirà solo attraverso il dialogo, ma l'Ucraina deve mantenere una posizione forte per negoziare una pace duratura. L'esercito israeliano ha salvato Khalid Farhan al-Qadi, un ostaggio di 52 anni rapito da Hamas. Al-Qadi è stato estratto vivo da un tunnel a Rafah grazie a un'operazione complessa che ha coinvolto le truppe Shayetet 13 e lo Shin Bet. Il presidente Herzog e il primo ministro Netanyahu hanno espresso grande soddisfazione e hanno confermato il loro impegno per il ritorno di tutti gli ostaggi. In Cisgiordania gli scontri tra coloni israeliani e palestinesi hanno portato alla morte di un palestinese e al ferimento di 3 persone. Hamas ha risposto con un appello a una giornata di rabbia, incitando alla protesta e all'aumento delle tensioni. Gli Stati Uniti hanno avvertito che un attacco iraniano contro Israele è ancora possibile e hanno ribadito il loro impegno a difendere Israele. Il team negoziale israeliano partirà per Doha per discutere con Egitto, Stati Uniti e Qatar su una possibile tregua e sulla liberazione di altri ostaggi. In Iran, l'ambasciatore in Libano ha confermato che l'Iran risponderà a Israele per l'uccisione del leader di Hamas Ismail Eni. Nel frattempo, Emergency ha ottenuto il permesso di entrare nella striscia di Gaza per fornire assistenza sanitaria di base, affrontando gravi difficoltà logistiche e di sicurezza. La situazione resta critica, con continue violenze e sforzi diplomatici in corso. Il naufragio del veliero Bayesian, avvenuto il 19 agosto vicino a Porticello, Palermo, ha scatenato un'indagine che vede il comandante James Cutfield indagato per naufragio e omicidio colposo. Gli investigatori stanno cercando di capire come sia stato possibile che un veliero progettato per resistere alle condizioni meteorologiche avverse sia affondato così rapidamente. Secondo le prime ipotesi, la causa principale potrebbe essere un errore umano. Uno dei portelloni laterali della nave sarebbe stato lasciato aperto, permettendo all'acqua di entrare e causare l'inabissamento. Durante l'interrogatorio, Cutfield ha cercato di difendersi, ma gli esperti sostengono che anche in presenza di condizioni meteo estreme, il Bayesian non avrebbe dovuto affondare se il portellone fosse stato chiuso correttamente. Franco Rossi, un ingegnere che ha lavorato al progetto della nave, ha spiegato che con il portellone laterale aperto l'acqua può entrare facilmente, soprattutto se la barca si inclina, riempiendo rapidamente la sala macchine e rendendo la situazione irreversibile. Un'altra parte dell'indagine si concentra sulla mancanza di un'allerta meteo adeguata.
Il Meteomar non aveva segnalato burrasche per quel giorno, ma i pescatori locali avevano notato segnali preoccupanti già a mezzanotte. Tuttavia, sembra che a bordo del Bayesian non siano state prese le necessarie precauzioni per affrontare la tempesta. Il progettista Franco Romani ha sottolineato come una corretta gestione delle aperture e una tempestiva reazione alle condizioni meteorologiche avverse avrebbero potuto evitare il disastro. In conclusione, una catena di errori umani, dalla gestione dei portelloni alla mancata allerta ai passeggeri, sembra essere stata la causa principale del tragico affondamento del veliero. L'omicidio di Sharon Berzeni, avvenuto a fine luglio a Terno d'Isola a Bergamo, è un caso complesso che ha scosso la comunità locale. La 33enne è stata brutalmente uccisa a coltellate e le indagini si concentrano ora su un testimone chiave, un uomo in bicicletta ripreso dalle telecamere vicino alla scena del crimine. Nonostante le forze dell'ordine abbiano identificato la sua identità, l'uomo non è ancora stato interrogato, sollevando ulteriori interrogativi. Gli investigatori, che includono i carabinieri, il ROS e il RIS, stanno analizzando ogni dettaglio, dal traffico telefonico alle tracce di DNA. Nel frattempo si indaga anche sulle relazioni personali di Sharon e sui suoi movimenti finanziari, inclusi anche alcuni versamenti legati ai corsi di Scientology che potrebbero aver causato tensioni con il suo compagno Sergio Ruocco. Tuttavia Ruocco, trovato a casa la notte dell'omicidio, ha un alibi solido ed è considerato solo un testimone. Mentre le autorità locali chiudono temporaneamente alcune strade per agevolare le indagini, la comunità e i familiari di Sharon attendono con ansia che emergano nuovi elementi per risolvere questo tragico caso. Giorgia Meloni è tornata a Palazzo Chigi dopo una breve pausa di riposo in Puglia, esprimendo gratitudine per il tempo trascorso con la famiglia e ricaricando le energie. In un video sui social ha ironizzato sulle critiche per la sua assenza estiva e ha promesso di utilizzare al meglio la nuova energia. Meloni ha subito avviato una serie di impegni, inclusi un vertice con i leader della maggioranza e un consiglio dei ministri previsto per venerdì. Durante il Consiglio sarà discussa la nomina di Raffaele Fitto come possibile commissario europeo per l'Italia, con un focus particolare sulla risoluzione delle controversie con l'UE riguardante le concessioni balneari. Fitto dovrà trovare una soluzione che soddisfi le normative europee e le preoccupazioni degli imprenditori italiani. La settimana prossima Meloni partirà per Parigi per un incontro con il presidente Emmanuel Macron, previsto durante le ultime giornate delle Paralimpiadi. Questo viaggio segue un incontro informale tenutosi ad agosto e mira a rafforzare le relazioni tra Italia e Francia. Inoltre si attendono discussioni su temi cruciali come la manovra economica, l'autonomia e le elezioni regionali. Meloni è attesa anche per una riunione del suo partito Fratelli d'Italia e per partecipare a eventi internazionali come il G7 dei Parlamenti a Verona e potenzialmente il Forum Ambrosetti a Cernobbio.